Traffico, pare che Cagliari abbia tra le sue zone limitrofe un po' di ingorghi, da Quartuccio a Monserrato, insomma c'è un po' di... Non lo so. Tra l'altro, tornando in diretta, anche l'ospite che è arrivata, fortunatamente è riuscita ad arrivare, cioè Cinzia Murgia, ci ha raggiunto ma con molta fatica. Traffico, incidenti o non si sa? Ma non si capisce, comunque il fatto sta che era bloccato da veramente molti chilometri prima. Ma tutto l'Interland? Allora io arrivo dalla zona di Quartuccius Largius ed era già bloccato dall'inizio della consigliamo a chi sta bloccato uscendo Monserrato, bloccato Pirri, bloccato tutto, di non passare da quelle zone se deve passare per arrivare a Cagliari, o perlomeno c'è traffico, quindi sappiate che se vi state imbarcando verso quelle parti sarete in coda e quindi passerete un po' del vostro tempo in macchina. Bene, allora torna Cinzia Murgia, torna Oggi Sposi e torna con però diciamo l'assenza di quell'altra metà che è fondamentale per Cinzia, cioè Alessia Bisoni, che noi salutiamo e che ovviamente ci sta seguendo probabilmente da casa in questo momento. Allora, il mondo dei wedding planner e delle wedding planner è talmente ampio, ci eravamo già incontrati nella prima parte di questa stagione. Lei cosa sta facendo col telefono? Sto spegnendo. Lo sta spegnendo, va bene. Mi piace perché sceglie sempre di farlo nei momenti migliori. Sì, ma se tu stessi zitto qualche volta ne guadagneresti. Ok, scusi, siamo solo in TV davanti a una telecamera. Mi sono dimenticato. Mi perdoni. Per evitare che potesse squillare. Ma io preferisco squilli, è più bello, più allegorico, insomma. Dicevo, il mondo del oggi, solo oggi. Sì, vabbè, tutti i giorni. Che sei pazzo. Beh, certo, io. Da che pulpito arriva la predica? Andiamo avanti. Dicevo, il mondo delle wedding planner o dei wedding planner è in completa evoluzione e ogni settimana, mese si aggiungono cose, insomma, anche particolari. Adesso si è sposata la Canalis, avete seguito un po'? Sì, abbiamo visto. E avete un po' commentato ciò che sono state le scelte della wedding planner della Canalis? Noi l'abbiamo trovata, perlomeno nei suoi abiti, nella scelta del fiore, eccetera, molto elegante, stava molto bene. Io non ho visto le foto di nulla, cioè all'interno della tenuta Selle Mosca, lì dove si è sposata, non ho visto. Bello, sì. Lei si è affidata a una wedding planner non sarda, no? Come fanno un po' tutte le signore con il mondo della TV. Le whips. Però in realtà invece si affidano a wedding planner sarde, cioè a te e ad Alessia, molti dei turisti che scelgono la Sardegna poi per sposarsi. Com'è andata la stagione innanzitutto, visto che siamo a settembre, comunque ancora mese di... Ma diciamo che ancora non è terminata, grazie a Dio. Infatti. Qual è la stagione? Cioè quanto dura? Da quando a quando va quella Ma guarda, più intensa? è sempre in evoluzione. Diciamo che iniziamo a lavorare tanto dalla primavera fino all'autunno inoltrato. Non che ci fermiamo d'inverno, però sono sicuramente inferiori i matrimoni invernali. Però ci sono, insomma. È in evoluzione anche novembre, cosa I sardi si sposano ancora? Sempre in estate. Sì. Proprio sardi, non quello che arriva da fuori e sceglie la Sardegna. No, si sposano i sardi che sono immigrati e quindi tornano in Sardegna per sposarsi, si sposano invece tutti coloro, perlomeno vorrebbero farlo qui, realizzare il sogno di sposarsi anche in spiaggia, soprattutto coloro che vengono qui per il nostro mare, quindi qui tornano per convolare a nozze, quindi per realizzare il proprio sogno. È anche romantico il mare, dai. Assolutamente d'accordo. Il mare è romantico. Guarda, è romanticissimo. Io infatti volevo chiederle se una sera del tempo libero per passare 2-3 ore davanti al mare, io e lei insieme, così prima o poi ce la butto dentro e poi sa come la risacca porta via e arrivederci, grazie. Strumento di morte, io pensavo che il mare come strumento di vita, di gioia. Addirittura. Vecchio leone. Comunque matrimonio più interessante della stagione estiva? Ma sono tutti interessanti, sono tutti diversi, sono tutti particolari. Quello che ha richiesto il maggiore impegno da parte vostra, se vogliamo, non so. Allora, noi riversiamo tutto il nostro impegno in tutti i nostri matrimoni. Questa è la risposta politica. Non riusciamo nemmeno a scegliere. Ma ci sono scelte originali. È scelte originali. Appunto, uno che è stato dettato da scelte originali da parte degli sposi. Sai, i capricci in amore sono tanti. Allora, abbiamo capricci naturalmente organizzato nobili, da poco un matrimonio in stile indiano, quindi con i colori dell'arancio. Gli sposi erano sardi, appunto, però con una grande passione per l'India, quindi la sposa con abiti comunque indiani, la torta, piani, arancione rossa, anche col puntino in fronte? Assolutamente sì, ma non solo la sposa, anche i testimoni, la mamma, insomma tutte le donne avevano comunque erano contenti i genitori e i parenti di questa roba. L'hanno presa come una mascherata.
No, in senso era buono, molto, no in senso buono, molto mascherato in elegante. senso buono, cioè per omaggiare magari i loro E figli, il rito? Il rito era un rito religioso, Ecco, tra l'altro anche il rito. sacerdote ha consentito ad avere dei brani legati anche alla cultura indiana all'interno Addirittura. della Ma come mai celebrazione. questa Sì, passione sì. per l'India, te l'hanno detto? Una loro passione da sempre. Cioè, si sono avevano il ritrovati- fascino dell'India. Assolutamente sì. Beh, insomma, Quindi, questo è un viene matrimonio officiato in particolare. termini religiosi. Poi sì. ecco, per capire sì, la sì. sacralità, Già a partire- che è un sacramento il matrimonio, Quello è però rimasto. c'è come la colorazione dialettica di alcuni aneddoti della cultura indiana probabilmente. Assolutamente. Mi piace perché lui è bravissimo a ripetere quello che hanno già detto gli altri. L'ha detto lei, scusa, cioè stai facendo il fenomeno quando in realtà stai ripetendo quello che ha detto lei. Ho voluto precisare nei dettagli Bravo. che al centro c'era il sacramento, per non confondere che possono L'ha detto lei, ha contestualmente. detto rito religioso. Non riesco io, guarda, oggi scusa, il ragazzo non ne ha colpa, perché c'è un tasso elevato di umidità e strascica anche la connessione intellettuale. Allora andiamo a vedere Ma un po' come di andiamo foto, avanti? va, andiamo a vedere un po' di immagini, che è meglio. Poi oggi, Guardi che oggi chiamo il, non esci sano. chiamo il WWF. Guarda, ci sposeremo Spia- nella violenza. Addirittura. Vediamo Vediamo di le matrimonio. foto perché i dettagli sono importanti, no? Assolutamente sì. bellissimo. Per esempio, Questo è bello, dai. questo è un Il credo taglio del battesimo. Posso dirlo? sì, Sì, no, prego, ci mancherebbe. allora, facoltà. noi Era oggi un abbiamo allestimento di un battesimo Esatto. ed erano la copertura delle sedie, no? Mi sembra Esatto, di aver capito. Eccole il qua. rivestimento della sedia. Ecco, Rivestimento, noi oggi volevamo portare una novità, no? Sì. Per tutti i nostri amici, per tutti coloro che ci conoscono, ma anche per tutti coloro che non ci conoscono, no? Che vedono la trasmissione ogni giorno. Diciamo che il sogno non si ferma al matrimonio, ma può evolversi anche ad altre situazioni, no? E quella più prossima al matrimonio è di solito il battesimo dei propri figli. Quello è verissimo. Perché non Che a volte organizzare? arriva prima del matrimonio. A volte arriva anche vabbè. contemporaneamente, Contemporaneamente, no? certo. In questo caso è arrivato successivamente ed è stato organizzato in un modo alquanto atipico per quello a cui si è abituati, no, a vedere. Beh, certo. Abbiamo un matrimonio in spiaggia lo pensi, un battesimo in un spiaggia battesimo in magari spiaggia no. Tra l'altro un battesimo in spiaggia fatto con l'acqua del mare. Quindi assolutamente Quindi il sì. Il bambino è stato battezzato con l'acqua battezzato salata. con l'acqua del Beh, mare, infatti, esatto. si possa fare una cosa. Ah, sì. No, c'era anche il prete, l'ha fatto, quindi Si fa la probabilmente benedizione si può del mare e quindi l'acqua è comunque benedetta. Vabbè, vedi. no, in effetti, no, perché io non l'ho mai sentito. Ho capito, ma sono Infatti non è molto... è arrivata a portarci questa L'acqua novità del e mare. guarda Vabbè, che l'acqua Ecco, di- questa è Alessia, la mia socia, è stato il battesimo della piccola Maria Che Francesca. meraviglia, Bella, la bella, bimba sì. bellissima, la mamma Bellissima. altrettanto, addirittura il Papa ha mandato Sì, La benedizione. avevamo la benedizione del Papa, sì. sì. i dettagli, come dicevo prima, sono fondamentali e fanno la differenza, se no il lavoro del wedding planner dove starebbe? Lo Esatto. spieghiamo? Non solo organizzativo, ma a Certo, questo punto anche molto estetico. Beh, è chiaro, anche di supporto alla scelta e ai consigli. Però spieghiamolo bene perché magari ancora qualcuno non ha chiare le idee su che cosa fa un wedding planner o una coppia di wedding planner come siete tu e Alessia. Allora, diciamo che la parola wedding planner, arriviamo proprio dall'inizio e quindi spieghiamo cosa significa essere un wedding planner. Il wedding planner è colui o colei che organizza, quindi in senso stretto è l'organizzatore dell'evento in generale, non soltanto del matrimonio, no? Diciamo che all'interno di questa parola ci sono tantissime sfaccettature, tantissime caratteristiche che una persona decide di sviluppare per intero o sviluppare parzialmente. Nasce come organizzatore in senso stretto, poi si allarga a quello che invece è la sfera dell'estetica, quindi dell'allestimento. C'è chi decide di farsi chiamare wedding planner e curare soltanto l'aspetto estetico, quindi fare soltanto gli allestimenti. C'è chi invece come noi ha deciso da subito, da appena ha iniziato a fare questo lavoro, di sviluppare invece a 360 gradi tutte le caratteristiche che questo mestiere aveva in sé, quindi Sì. dall'organizzazione alla documentazione al fattore estetico, quindi gli allestimenti, ma anche alla supervisione di un evento, a tutto quello che comporta appunto questo lavoro. Diciamo che ci si può veramente si può interagire in maniere differenti, ecco. Credo di sì, Ma certo. fornite anche l'abitino per la bimba? Perché Se è prima necessario, no, sì. io prima ho visto una foto che era quella no, dell'abitino, sì. poi non so se fosse in dotazione o fosse quello che la mamma Allora, in questo caso diciamo Alessia, che avesse non so se comprato. si è visto, la bambina aveva 2 abiti diversi. Ha fatto il cambio dell'abito? Sì, perché il primo Prima abito e dopo il battesimo. Esatto, durante il Fantastico. battesimo aveva l'abito d'epoca del papà, quindi quello che aveva il papà indosso quando è stato battezzato.
usato e quindi ho riutilizzato quello, sì. Addirittura. Ed era un abito appunto, diciamo, tramandato di generazione in generazione. Quindi c'era un affetto e un motivo particolare. Esatto, mentre subito dopo è stata invece vestita col suo abito della festa, insomma, quello elegante, no? Piccolo Da abitino donna. che sembrava un abitino da sposa, tra l'altro. Esatto, se non sbaglio. molto, molto Tanto carino. stiamo andando a riprendere proprio la foto incriminata che ho visto fuori onda, ma ce la riproporranno probabilmente anche in onda tra non molto. Si è evoluto il mondo di chi appunto da organizzatore, che sia estetico a 360 gradi, quindi wedding planner, poi ha cominciato una professione che in realtà quanti anni ha? Cioè, non è neanche tanto vecchio come mestiere. No, diciamo che noi 10-12 anni in Sardegna, ma in Italia 15 anni, non di più. E in altri paesi ci sono queste associazioni? Sì, assolutamente sì. In America e in Inghilterra sono esistiti da sempre. Si può dire da sempre. Sì. Una sposa inglese e una sposa americana, se decide di sposarsi, il suo primo pensiero lo ha per la wedding planner. La prima scelta è la wedding planner, poi arriva tutto il resto. È molto più automatico. È una figura riconosciuta, tra l'altro, molto presente. Nella nostra cultura erano i genitori che si occupavano. Esatto, bravissimo. Ricordo bene il retaggio. Ci fermiamo un attimo? Prego, sì. Un attimo, perché c'è la pubblicità e dobbiamo per forza, ovviamente, andiamo a fare un po' di fatturato, che non sarebbe assolutamente fondamentale. male. Anzi, ringraziamo gli inserzionisti e torniamo subito dopo ancora una volta con il tema wedding planner, il tema dei matrimoni. Magari se qualcuno si sta per sposare ci potete anche far sapere quando è la data, perché magari c'è qualche teleascoltatore che ha o parenti o lui stesso un matrimonio in vista. Il discorso agli sposi. Pensavo io mi prenoto per sposarmi nel... Tu sai che ho fatto il discorso agli sposi? Sì, va bene, lei fa sempre... lei ha passato la vita... Posso essere ingaggiato da voi? Perché no? La figura del rompimaroni esiste? Esiste. Adesso si chiama rompimaroni. Beh, nei matrimoni degli altri sicuramente sì, nel mio è stato un valore aggiunto, impreziosito proprio la serata. Torniamo tra poco, dai che c'è la pubblicità. Per favore. Va. Al telefono subito con il presidente di Città Ciclabile Onlus, Virgilio Scanu, che ci parla di una settimana europea della sostenibilità. Ritroviamo molto volentieri e con grande piacere. Buongiorno Virgilio. Buongiorno carissimo Virgilio. Buongiorno a te Matteo, al presidente e a tutti gli ascoltatori. Io ho parlato di sostenibilità, ancora una volta torna questo argomento e c'è una settimana intera dedicata, se non sbaglio, tra poco. Sì, non parte proprio oggi, è una settimana che... Tra poco era per dire appunto in queste ore. Commissione europea, sì, è una settimana ormai che da tanti anni la si effettua dal 16 al 22 settembre e quindi parte con tantissime iniziative. Ringraziamo quest'anno la Regione, tantissime amministrazioni che hanno aderito, consideriamo che sono... a oggi 1735 a livello europeo, 108 in Italia e tantissime in Sardegna. Che cosa prevede questa settimana? Alghero, Oristano, Quartu, ma tutto l'area vasta, quindi tantissime amministrazioni. Cosa prevede questa settimana della sostenibilità, settimana europea, per quanto riguarda voi che appunto usate la bicicletta forse quotidianamente o comunque più di tutti quanti noi? Sì, diciamo che la settimana della mobilità sostenibile promuove tutti i diversi modi di mobilità, quindi anche a piedi. Chiaro, piedi, in bicicletta, ma dobbiamo promuovere tutte le mobilità, quindi del treno, bus. Ecco, più che altro è un invito a ridurre e limitare l'utilizzo dell'auto propria. Tutti gli altri sistemi di mobilità sono tutti positivi, quindi il tutto deve essere sempre visto in un sistema integrato dove uno ha la possibilità che muovendosi deve trovare un sistema che permette che uno che arriva in treno, che arriva in bus, che prende la metro, poi trovi la possibilità del bike sharing, della bicicletta, del car sharing, di continuare a spostarsi per poi raggiungere l'obiettivo che deve raggiungere con un sistema integrato di mobilità. Questo è il futuro e speriamo prima possibile anche in Sardegna e a Cagliari.
beh, guarda, qualcosa si muove in città, dico bene. Qualcosa vero, a Cagliari si muove qualcosa nel capoluogo sardo. Esiste anche da un po' il car sharing, però in qualche modo il car sharing, che ovviamente prevede macchine elettriche, però in qualche modo, stavo dicendo, siamo ancora un po' resti, bisogna lavorare ancora un po' di più sulla cultura. Ma queste e poi manifestazioni aiutano e supportano queste cose. Sì, questo sicuramente, ma forse Cagliari fa fatica perché è una città di saliscendi, quindi uno ci arriva molto sudato, poi le temperature sono sempre molto alte, quindi è questo quello che frena secondo me molti lavoratori ad andare a lavorare magari in bicicletta. Virgilio, grazie buona Virgilio. settimana europea della sostenibilità. Matteo, ricordo stasera che è molto importante, facciamo proprio un'iniziativa per la sicurezza dei ciclisti e quindi facciamo il ciclista illuminato in piazza San Benedetto alle 19. Ai ciclisti che passano, che vengono a trovarci, regaleremo anche, grazie a una collaborazione con una grossa ditta di Cagliari, Sarda, e regaleremo proprio le betelle rifrangenti a tutti i ciclisti. Bene, quindi è una cosa sempre utile e importante. La sicurezza è molto importante. Al buio. Grazie per avercelo raccontato. Grazie, ciao carissimo Grazie Virgilio. a voi, ciao caro amico. Ciao. Allora, insomma, io sono del parere che la sostenibilità della vita senza troppo inquinamento debba essere portata avanti. D'ora in poi sarà imperativo questo e quindi concetto. D'ora in poi. Gli sposi in bicicletta sono mai arrivati? È un po' poco romantico, però. Passeggiando in bicicletta. Poco romantico in bicicletta. No, come poco romantico? È romanticissimo. Ok, infatti, perché poi la cultura non riesco ad apprezzare una coppia in bicicletta. Cosa c'entra? La bicicletta è romantica. Dipende come la usi. Sì, ma il matrimonio sto parlando. Certo che è romantico, è bellissimo. E pensi una sposa che arriva in bicicletta o uno sposo che arriva, forse più lo sposo che la sposa. Non riesco ad adattarmi. Scusa Cinzia, non riesco ancora ad adattarmi a questa proposta rivoluzionaria. Per forza si vede dalla sua forma, cioè quella dello scaldabagno. Prendere me come esempio per Bacco Baccone. Io come invitata a un matrimonio vedo la sposa arrivare in bicicletta. Io perdo il romanticismo della cerimonia. Lei ha già perso tanto nella sua vita, anche qualche neurone. Posso perdere qualcosa, ma su questo sono molto attento. L'abito, facciamolo vedere. Abbiamo ripescato la foto dell'abitino, quello post, però quello dopo. Sì. Per la cerimonia, eccolo qua, ed è uno di quegli abiti che magari voi potete anche trovare dalle dotazioni. Sì. Quindi uno anche su questo non deve star lì a sbattersi più diciamo di tanto. Che possiamo fornire tutti i servizi che vogliamo, che vogliono. E ogni volta credo che appunto sia sempre la questione in base a quello che uno ha come budget. Esigenze, per ogni budget c'è una festa. Assolutamente sì. E dicevamo poco fa, prima della pubblicità, che sono 15 anni che in Italia esiste più o meno questa figura. È arrivata per contaminazione, quindi perché nel resto d'Europa funzionava molto e quindi alla fine ci siamo allineati, o per esigenza? Cioè una moda o è veramente... Ma qui è stato un po' tardivo, non è stato in Sardegna non è stata un'esigenza, è arrivata perché abbiamo voluto farla arrivare, ma perché c'è stato qualcuno che l'ha voluta fortemente e poi alla fine insomma è riuscito a portare. Imprenditorialmente siano anche queste le scelte da fare, no? Cioè acchiappare prima ciò che non c'è e proporlo. Tant'è che le difficoltà sono state tante in principio, poi naturalmente l'evoluzione arriva, anche se arriva. Adesso saranno tante le richieste. Adesso sono tante le richieste, ma sono tante anche le persone che svolgono questo lavoro nei modi più diversi. Io credo che si siano moltiplicati i wedding planner sardi. Anche perché noi ad esempio facciamo dei corsi di formazione per cui formiamo delle persone e quindi voi stessi sapete che poi saranno vostri concorrenti sostanzialmente. Ma no, non parliamo di concorrenti, perché è un lavoro colleghi. È un lavoro che ti permette di sviluppare le tue caratteristiche, che sono sempre molto diverse da quelle degli altri, quindi poi per ognuno c'è il proprio cliente con le proprie caratteristiche, per cui il lavoro alla fine c'è per tutti, bisogna soltanto saper trattare col cliente, insomma, niente di più. Dalle cose che dici, il loro cliente è gente ricca. Ma c'è fortunatamente fai capire che questo è un matrimonio in spiaggia? Sì, questo è un matrimonio in spiaggia. Lo vediamo la foto precedente, Fabio, scusami, la foto delle due sedie rosse. DJ Fabietto, sono bellissime anche queste. Se ci riproponi, eccola qua, fermati. Questo è un matrimonio fatto dove?
È una spiaggia. Ma cosa scelgono? Più il sud, il nord, il centro? Molto di più il sud. Molto di più, quindi sì, anche perché abbiamo le spiagge più bianche, più lineari. Santa Margherita piuttosto che Villa Simius, Costa Rey. Sì, sono un po' tutte queste le richieste. Sì, sì. Diciamo che al nord abbiamo, ma al nord abbiamo spiagge più piccole e più rocciose rispetto al sud, quindi il sud rispecchia proprio anche, no, la sensazione caraibica della spiaggia. Settembre è ancora mese di matrimonio. Assolutamente sì. Sì. Ancora matrimoni in spiaggia, ancora matrimoni all'aperto, ancora ricevimenti all'aperto. Chi dal nord magari ci segue o qualche sardo purtroppo emigrato che ha le temperature tipo, non so io, a Bruxelles piuttosto che in altre zone in Olanda dove fa già freddo. Quest'anno poi è stato un anno, un'estate un po' atipica, quindi nel mese di luglio, vero? Ma adesso però noi, scusa, qui in Sardegna non è che ne abbiamo subito così tanto il contatto. Nella prima parte è stato bellissimo luglio, bellissimo, ma rispetto ai 20. Però abbiamo avuto un settembre che è molto più caldo rispetto agli anni passati. 23 giorni su 31 al nord ha fatto brutto, quindi sì, no, ma infatti noi abbiamo avuto degli sposi che arrivavano da Treviso, che arrivavano da altre parti d'Italia, che quando sono scesi dall'aereo erano impazienti. Hanno detto chi prosciuga il canale, che non c'è più acqua dalle nostre parti. Erano veramente in estasi perché finalmente avevano un po' d'estate che ancora non avevano. Va bene, quindi adesso non c'è stata nel nord. La parte di stagione che vi riguarda è quella ancora di matrimoni con quello che sarà il lavoro da fare per questo settembre, e poi ottobre anche è un mese importante, e poi verso la fiera sposi, perché si riparte col circolo, no? Sì. Il giro riprende noi inizieremo un po' prima perché ogni anno da questo periodo fino a quando la manderemo in stampa riorganizziamo il nostro magazine, la nostra rivista, per cui già per noi rinizia anche una rivista, ragazzi, veramente queste due donne dal niente, anzi hanno agganciato la cultura europea. No, lo posso dire io. E perché? Dal mondo delle redattrici hanno capito che la loro svolta era tutta un'altra, insomma, in qualche modo comunque aveva a che fare sia quel mestiere con quello che avete poi approcciato, che è diventato il vostro attuale mestiere. Grazie oggi sposi, grazie a voi, grazie. Domani anche, dopodomani probabilmente ancora, grazie ad Alessia che è a casa e ci sta seguendo. Salutiamo. Grazie a Cinzia per averci raccontato. Se dovessi sposarmi anche questa estate prenderò voi. No, te lo chiedo io per favore, se dovesse scegliere di sposarsi mai, non portate la sposa fino all'altare o dovunque abbia scelto. Per quale motivo? Perché se mai qualche donna decidesse di andare a vivere con questo uomo, sarebbe l'incubo della vita di queste donne, stare alle sue abitudini. Bisogna essere martiri. Ciao Cinzia, due spettacolo. Ciao.